Dopo la nostra bellissima sigla si va per la quarta corsa con sempre i gentleman in salchi a cavalli di 5 e 6 anni che vincono da 8 a 25 mila euro nella carriera, qualcosa da sistemare. Paraginocchi che si è staccato al numero 4 di Felicity AV, ripristinato al volo dall'artiere. Direi che ora è tutto praticamente pronto per questa corsa in cui Freya Baba è il favorito della corsa, il biondo figlio di Twister B, guidato da Otello Zorzetto per Andrea Sarzetto al training, i colori della scuderia Elida, è lui il favorito della corsa. Seconda forza in campo Fleur ST con Massimiliano Michelotto, la terza scelta è quella di Enjoy Kickall con Leonardo Vastano. Macchina in movimento, all'1 Fleur ST, 2 Farfuglia Gnafà, 3 Freya Baba, 4 Felicity AV, 5 Fede Italia, 6 Frazier Joe, in seconda fila 7 Figaro del Circeo, 8 Flame AD, 9 Enea DBL, 10 Fatidic, 11 Enjoy Kickall. Parte piano Frazier Joe dal 6, sbaglia Flame AD, partiti con veloce Freya Baba che cerca di contenere quelli all'esterno e di scavalcare Farfuglia Gnafà al suo interno. Numero Galoppa 10, Felicity AV. Squalificato. La prima curva Freya Baba cerca di passare nei confronti Numero di Farfuglia 4, Gnafà e ci Felicity riesce. AV, squalificato. Dopo 200 metri iniziali veloci in 14,2 Freya Baba al comando, arriva al suo esterno Fede Italia, la corda rimane Farfuglia Gnafà, terza allo steccato è Fleur ST Numero con accanto 8, Enjoy Flame Kickall, poi squalificato. Enea DBL, 400 iniziali in 28,5. Freya Baba in evidenza, un paio di lunghezze, anche 3 avanti a Farfuglia Gnafà che ha al suo esterno Fede Italia, poi Fleur ST, quindi Enjoy Kickall, Enea DBL, 600 iniziali in 43,7 per il Sauro di Otello Zorzetto che viene al passaggio sotto alle tribune in chiara evidenza, alle sue spalle sempre Farfuglia Gnafà con di fuori Fede Italia, poi Fleur ST ed Enjoy Kickall, ancora Enea DBL, Frazier Joe, 58,1 sul piede dell'1, 12,5 i primi 800 metri di gara, non lesina l'andatura Freya Baba che è sempre in chiaro vantaggio nei confronti di Farfuglia Gnafà, di fuori Fede Italia, impacchettata la corda Fleur ST, in pariglia Enjoy Kickall, poi Enea Numero DBL, 7, chilometro Figaro del 13 Circeo, squalificato. per il reader Freya Baba che è una trentina di metri nei confronti dei rivali, Farfuglia Gnafà sempre in seconda posizione, Fede Italia di fuori, Enjoy Kickall che attende ancora lì, chiusa Fleur ST a metà dell'ultima curva, Freya Baba con 50 metri di vantaggio nei confronti del resto del gruppo quando siamo all'ingresso dell'addirittura d'arrivo e Freya Baba è solo al comando. Freya Baba che viene a vincere di quante lunghezze vuole. Freya Baba in passeggiata, Otello Zorzetto che lo accompagna al palo, al secondo finisce forte Frazier Joe con di dentro Fleur ST che trova solo l'open stretch, 1.13,3 per il cost to cost di Freya Baba, Otello Zorzetto in salchi per Andrea Sarzetto al training, i colori della scuderia Elida. Ritrova il successo il figlio di Twister B e Ulaanbaatar Baba in cost to cost, 1.13,3 per Freya Baba.